Dopo la tavola rotonda svoltasi ieri a Casa San Filippo, organizzata dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento su Dante il Giusto, si è proceduto alla piantumazione delle stele in memoria dei Giusti. Il Giardino dei Giusti della Valle dei Templi quest'anno si è arricchito della presenza di ulteriori alberi e relative stele dedicate a personaggi di grande levatura, tra cui l'ambasciatore Luca Attanasio, assassinato lo scorso 22 febbraio a Goma, nella Repubblica del Congo, e il magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983. Presenti per l'occasione la figlia Caterina, magistrato e attualmente europarlamentare. Grandissima, intanto il riconoscimento dell'essere inserito nel Giardino dei Giusti, e io credo che Rocco Chinnici è stato davvero un giusto, un uomo che ha saputo coniugare umanità e impegno e rigore nell'applicazione della legge, e ha dedicato tutto questo alla Sicilia, ai giovani siciliani, quindi che oggi qui ad Agrigento, in un sito ricco di storia, di cultura, di arte, venga ricordato Rocco Chinnici attraverso un albero nel Giardino della Memoria significa non solo il riconoscimento del suo impegno, del suo amore per questa terra, ma trasmetterne la memoria ai più giovani, e quindi è una grande emozione, è un momento bellissimo. In modo particolare quest'anno, come ha spiegato la presidente onoraria dell'Accademia, Assuntina Gallo, abbiamo voluto onorare solennemente, in occasione dei 700 anni della sua morte, la figura di Dante Alighieri. A tal proposito è stata messa a dimora un albero e una stela di marmo per ricordare il sommo poeta. Un albero e la relative stele sono stati dedicati ai coniugi Jacob ed Elisabeth Kunzler. Essi, durante la Prima Guerra Mondiale, assistettero allo sterminio degli armeni ad Ufra. Nel dopoguerra rischiarono continuamente la vita per salvare 140.000 orfani, in prevalenza armeni. Nel Giardino dei Giusti sono entrati anche due marescialli, uno della Guardia di Finanza e uno dei Carabinieri, morti infoibati nell'autunno del 1943, gridando «Viva l'Italia!». Si tratta del maresciallo dei Reali Carabinieri Torquato Petracchi e del maresciallo della Regia Guardia di Finanza Antonio Farinatti, le cui figure sono state revocate rispettivamente dal comandante provinciale dei Carabinieri Vittorio Stingo e da quello delle Fiamme Gialle Rocco Lopane. Il maresciallo Torquato Petracchi è una vittima delle foibe, una persona a cui il Comitato Scientifico dell'Accademia di Studi Mediterranei ha voluto ricordare con questo gesto profondo e significativo, fatto da una persona che nell'adempimento del proprio dovere, in un momento di difficoltà per la nostra nazione, subito dopo l'8 settembre, successivamente a un armistizio particolarmente confuso, ha deciso di proteggere gli italiani in fuga e di fare scudo con il proprio corpo per garantire il salvataggio del maggior numero di vite possibile. Il maresciallo Petracchi è stato poi catturato dai partigiani titini, è stato seviziato e infine infoibato, lanciandolo in un buco profondo 135 metri con i polsi legati da fil di ferro spinato. Prima però di cadere il maresciallo Petracchi ha urlato «Viva l'Italia!», proprio a sincerare il suo profondo attaccamento, la sua italianità, la sua fedeltà alle istituzioni che in quel momento per lui rappresentavano tutta la sua vita. Si tratta del maresciallo capo della Regia Guardia di Finanza Farinatti, che nel 1943, dopo l'armistizio, fu arrestato per il fatto di rappresentare gli italiani nel territorio istriano dalle truppe slave del maresciallo Tito, e dopo essere torturato, infoibato. Lui non aveva abbandonato la città in cui prestava servizio e rimase a soccorrere la popolazione fino a quando non fu anch'egli arrestato, appunto, come ho detto, torturato e legato ai polsi ed infoibato, perché non rinunciò mai, non rinnegò mai la sua italianità.